ritrovati a Edicola Friuli. Oggi andremo a Pagnacco, ma prima di partire, come sempre, sfogliamo insieme il settimanale in edicola quest'oggi. Copertina dedicata allo spaccio degli stupefacenti, in particolare nella nostra città. Il piccolo spaccio per strada è ormai in mano a pakistani e afghani, molti dei quali sono richiedenti asilo, e allora siamo andati a vedere chi si nasconde dietro loro. E poi il miracolo ora viaggia in pullman. Siamo andati a curiosare e abbiamo tracciato le linee del cambiamento per quanto riguarda i pellegrinaggi dal Friuli a Lourdes. Poi tutta colpa dei tedeschi, focus su Pordenone, la crisi dell'auto in Germania, favolare la cassa integrazione nel pordenonese, e infine una problematica che riguarda la laguna di Grado, canali invasi dal fango, ed è allarme perché la situazione è insostenibile ed è molto complicato procedere appunto con la polizia. Andiamo per ordine, cominciamo dall'appunto spaccio di droga, i nuovi manovali della droga. Alessandro Di Giusto è andato un po' ha tirato un po' le somme, anche ci dà qualche numero sul traffico decisamente stupefacente di droga, con il numero delle operazioni eseguite lo scorso anno, quanti sono i chili di sostanza a seconda del tipo di sostanza sequestrati e quant'altro. Naturalmente abbiamo anche fatto un approfondimento dedicato al consumo di eroina, in questo caso, che sta ritornando anche in città, e giusto così per darvi un'idea, tra i 34 arrestati dell'operazione Magnolia compiuta a Udine poche settimane fa, solo uno era italiano, e sono 22 gli afghani e 6 pakistani che sono finiti appunto in carcere. E allora chi c'è dietro lo sfruttamento anche dei richiedenti asilo come diciamo impiegati nel ruolo di pusher in città? Abbiamo sentito anche Massimiliano Ortolani, dirigente della squadra mobile della Polizia di Udine, che spiega come sta cambiando il mondo dello spaccio in regione e perché la soglia di attenzione delle forze dell'ordine, in particolare verso i più giovani, si è alzata. E quindi abbiamo fatto appunto un'intervista ad Ortolan, e poi i colpi più duri, operazioni che hanno lasciato il segno. La Speranza viaggia in pullman. Di cosa parliamo? Dei pellegrinaggi. Il treno violetto ha ceduto il passo a corriere attrezzate, adatte al trasporto anche di persone malate e disabili, e il cambiamento è dovuto alla maggior velocità del trasporto su gomma. Insomma, siamo andati un attimo a vedere com'è più semplice raggiungere i santuari mariani e chi sono le persone che si rivolgono e che fanno questo tipo di esperienza e di viaggio. E qui tutte le date, 200 fedeli in partenza ogni anno da Udine. Ci spostiamo nel Pordenonese, inizio d'anno in salita, ed è colpa dei tedeschi. Che cosa sta succedendo? La provincia sconta il rallentamento dell'industria dell'automobile in Germania, e così si impenna la cassa integrazione. Nel primo trimestre di quest'anno le ore sono aumentate del 140%. Abbiamo appunto approfondito questa tematica che riguarda in particolare appunto una zona della nostra regione. Spostandoci invece nell'Isontino, a Grado precisamente, parliamo della marea di fango sui casoni. Le difficoltà burocratiche per togliere i sedimenti delle cavane sono tra le cause del progressivo interramento di queste tradizionali strutture, che quindi rischiano di andare persi, ed è stato chiesto anche l'intervento urgente della regione per risolvere il problema. Cambiamo decisamente argomento e ci spostiamo nelle pagine di cultura, dove Andrea Ioime ci guida alla scoperta di Leonardo, un Leonardo 4.0, anche il genio va al centro commerciale. Sì, che i tempi sono decisamente diversi. Cosa succede? L'immaginario scientifico inaugura le celebrazioni volute dall'assessorato regionale alla cultura per i 500 anni dalla scomparsa di Da Vinci, da domenica 28 al Tiare Shopping Center, e poi in forma ridotta a Pordenone, Tavagnacco e Trieste, tutta una serie di iniziative che qui appunto Andrea vi illustra nel dettaglio. E poi a Casarsa una mostra molto suggestiva, molto bella, un Pasolini familiare ritratto da due amici. Qui vedete due immagini così simboliche. Si intitola Inafferrabile, lo sguardo di Pierpaolo Pasolini, ed è una nuova mostra fotografica che fino a quest'estate sarà ospitata appunto nel centro studi Pasolini. E poi infine oggi, per chiudere così in bellezza, insomma sappiamo che la situazione sportiva dell'Udinese è sempre lì che fa insomma tremare e vibrare forte insomma i tifosi. La B non è un affare, questo è quello che scrive Monica Tosolini. L'Udinese si gioca la permanenza in A nelle ultime 5 tornate. Tudor e i compagni e i suoi dovranno evitare una retrocessione che distruggerebbe ben 24 anni di lavoro. E qui insomma
Monica fa un po' il punto della situazione, traccia, parla di questi 24 anni di Serie A, e sono 5 le gare e 4 punti che servono all'Udinese per evitare un finale che sarebbe davvero catastrofico. All'interno del settimanale, come sempre, anche tutti gli appuntamenti che si tengono in regione, e soprattutto il palinsesto di Telefriuli con tutte le informazioni sulle trasmissioni che andranno in onda. Adesso noi ci mettiamo in marcia e insieme a Tommaso Ravo andiamo a Pagnacco a fare 4 chiacchiere con il nostro edicolante. Venite con noi. Accanto a me Sira Comelli, che è titolare di questa edicola. Siamo praticamente in piazza a Pagnacco. Sì. Siamo tornati in centro, in una zona rotatoria, ma soprattutto di attività commerciali, insomma è un po' il cuore, no, del paese. Sì, questo è proprio il cuore, perché infatti si concentrano tutti i negozietti del paese di Pagnacco. Quindi insomma è una zona di servizio, anche molto di passaggio. Moltissimo, sì. Difatti abbiamo la strada qui principale dove porta, oltre che il traffico purtroppo, però insomma porta anche un po' di gente, perché giustamente le persone che vanno a lavorare a Udine insomma transitano di qui. Abbiamo parlato del traffico, insomma ci sono state messi delle limitazioni, dei controlli, no? La viabilità qui insomma vi mette un po' a dura prova. Sì, purtroppo sì, quello diciamo è la parte negativa della questione. Fino adesso insomma è successo qualche incidente, insomma chiaramente, no? È andata abbastanza bene fino adesso. Poi adesso abbiamo un po' ridotto il passaggio dei camion, che sono anche quelli una cosa abbastanza pesante da sopportare, però il traffico c'è. È una strada che comunque un po' anche divide un po' il paese, no? Perché c'è la parte destra e sinistra, no? Però insomma d'altra parte non penso che ci possa essere, anzi se poi si toglie il traffico chiaramente il paese si impoverisce anche, no? Io sono qui da 10 anni. Ma questa è l'edicola storica del paese, perché penso che sia aperta da 40 anni sicuramente, ed è stata più o meno sempre in questo posto qua, in questo negozio qui. Oltre ai giornali ci sono anche diversi servizi, ho visto libri, piccoli oggetti, regalo, insomma un'offerta diversificata e anche curata. Sì, perché adesso secondo me bisogna comunque puntare non solo sull'edicola, ma un pochino dare anche un servizio al paese, quindi noi facciamo le ricariche, i pagamenti, adesso facciamo anche le spedizioni e poi c'è la cartoleria, insomma cerchiamo di dare il più possibile anche per gli anziani, perché non tutti si possono muovere. Qui diciamo non è che ci sia, per andare a Udine non è che ci sia un servizio diciamo di trasporto molto, e quindi insomma cerchiamo di dare il più possibile. Diceva la signora Sira che adesso i camion passano un po' meno. Tanti di meno. Però insomma voi la vivete come una problematica o insomma? Ma io dipende, se vengo a piedi non mi faccio problemi, se vieni in macchina sì. E corrono troppo, hanno messo anche dei controlli, no, di velocità. Sono così, sono solo virtuali. Li valgo un po'. Ecco, anche se sono limite 50 ma valgano poco. Il traffico è un fenomeno di eccesso di strumenti di mobilitazione. Come c'è questo cavolo della globalizzazione, così c'è un eccesso di propaganda sulle macchine, un eccesso di tutto, che vuol dire che si sono costruite strade in abbondanza e ovviamente girano le macchine, no? Fare una strada è come fare un mutuo, attenzione, per un ente pubblico. E quindi
voglio dire, è tutto aumentato fino all'eccesso, ma non c'è nessun problema, perché quando si raggiunge un eccesso si può andare solo verso l'altro. È ottimista No, o ironico? No, è la realtà. Dicevamo insomma che questa è una via un po' trafficata, ho messo dei barattoloni, quelli per controllare, adesso i camion pare che girino un po' di meno, cosa ne pensi? Girano meno perché c'è il ponte che non funziona. Quindi è una cosa temporanea. Sì, il ponte lì adesso non possono circolare, c'è il divieto lì di superare, mi pare sopra i 20 quintali, tonnellate. Cosa ne pensa comunque? Traffico da un lato ovviamente si è contro, dall'altro è anche una risorsa in una zona come questa che poi ha dei negozietti, parcheggi e quant'altro. Ma il traffico pesante qui non c'entra con quelle robe lì, secondo me. Più di impiccio. È più di impiccio, sì. Lei è di Pagnacco? Sì. E cosa invece dei controlli di velocità, cosa ne pensa? Quelli valgono ovviamente più forse per le vetture? Assolutamente niente, perché tutti sanno che sono mezzi vuoti. No, allora su 10 ce n'è uno che funziona, gli altri sono tutti lì per bella mostra. Di bellezza? Di bellezza, sì. Edicola Friuli finisce qui, l'appuntamento è come sempre per venerdì prossimo alle 18:35 circa e saremo a Pradamano a conoscere un nuovo edicolante. Benissimo, vi ringrazio molto e tanti saluti, alla prossima, grazie. Grazie e buona serata.